Scuola si decide sugli esami di maturità, si va verso un maxi colloquio con commissione interna. Attenzione alle assenze dalle lezioni online. Carlotta Manno. 460.000 maturandi con il fiato sospeso in attesa dell'identikit della prova di giugno. Al Ministero si sta lavorando al decreto esami definitivo che terrà conto della data di rientro a scuola. In caso di ripresa a maggio, esame tradizionale confermato, seppur alleggerito considerando che il programma del secondo quadrimestre è stato svolto online. Nell'eventualità di un non ritorno sui banchi, le prove scritte potrebbero essere sostituite dal solo esame orale con commissione interna e intanto a scuola si va restando a casa. Sempre. Colucci? Stai ancora dormendo, Colucci? No. No? Stai spiattellato sul divano? Possiamo fare lezione in pigiama e nel letto e nessun professore ci può rimproverare per questo. Pigiama o no, la presenza è obbligatoria e la non presenza alle lezioni è un'assenza e va giustificata dal genitore. Quanto alle valutazioni, sono tanti prof ad aver optato per voti sulle piattaforme e sul registro invece dei giudizi. Ma meglio non sottovalutarli. È un periodo di scuola a tutti gli effetti, di conseguenza se prendono eventualmente un cattivo voto non è che poi si può trasformare magicamente in un bellissimo voto. E intanto le verifiche continuano con le regole web. Oggi musica, lo studente suona, un adulto riprende. Primo piano delle mani sulla tastiera per scongiurare l'effetto playback. La stecca arriva all'ultima nota. No! Peccato, video da rifare. E passa attraverso i video il diario della quarantena tra